Buongiorno, i titoli con le principali notizie. Omicidio a Palermo, ucciso ieri sera con 6 coltellate, un uomo romeno di 48 anni, la vittima era senza fissa dimora, sotto shock la donna che era con lui. Nell'inchiesta di Agrigento sulla Tangentopoli per gli appalti truccati è indagato anche l'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, secondo l'accusa avrebbe organizzato un'organizzazione a delinquere. Trapani, scandalo dei referti istologici in ritardo, il manager dell'ASP Ferdinando Croce si dimette, la decisione al termine dell'audizione in commissione sanità all'ARS. Sciacca, aggredito, colpito con un pugno al volto un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale, l'uomo è stato denunciato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere che nel 2020 a Furci Siculo, nel Messinese, uccisa la fidanzata Lorena 40, rigettata la richiesta di attenuanti per stress da Covid. A Catania è arrestato un parcheggiatore abusivo per tentata estorsione, aveva minacciato 2 ragazzi chiedendo 5 euro per la sosta, le intimidazioni riprese con il cellulare. Per irregolarità amministrative sanzionante di 4 punti di penalizzazione Trapani Calcio e Trapani Shark. Stasera la squadra di basket è impegnata a Reggio Emilia nella gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Buongiorno, benvenute e benvenuti e dunque in apertura alla cronaca l'omicidio a Palermo. Ieri sera è stato ucciso con 6 colpi di coltellate un uomo romeno di 48 anni, la vittima era una senza fissa dimora, sotto shock la donna che era con lui. Marco Gullà. Almeno 6 coltellate al torace e all'addome. È morto così ieri sera a Palermo, in Viale dei Picciotti, zona Brancaccio, un uomo di origini romene, 48 anni, viveva per strada con i suoi cani. Bivaccava in un terreno abbandonato dove c'è una costruzione occupata da diversi clochard, non distante dall'ex macello comunale e da un deposito della RAP, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo. La vittima pare vivesse con una donna portata in ospedale dai sanitari del 118 perché sotto shock. Da una prima ispezione sul corpo emerge che la vittima sarebbe stata colpita almeno 6 volte. Vano il tentativo dei sanitari di rianimare l'uomo, è morto per le ferite riportate. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha raccolto le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona. Saranno fondamentali per capire cosa è successo ieri sera. Era stato coperto dall'Omissiz nell'indagine sulla Tangentopoli per gli appalti nell'Agrigentino. Adesso si conosce il suo nome, quello dell'ex assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. La Procura di Agrigento lo ha indagato per aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata a distrarre fondi pubblici a fini privati. Le accuse sono pesanti: turbativa d'asta, peculato, corruzione, concussione, attraverso meccanismi spartitori di pubblici appalti. E a Di Mauro viene contestato anche di aver alterato le procedure per il mega appalto sulla rete idrica di Agrigento. L'ANAC, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, aveva segnalato il mancato avvio di importanti opere pubbliche proprio nell'Agrigentino, facendo partire l'inchiesta che ha scoperchiato il sistema di corruzione. In carcere erano finiti 5 imprenditori, alleggerita la posizione di Sebastiano Lesci, l'ex dirigente dell'ufficio tecnico comunale di Ravanusa e, secondo gli inquirenti, vicino a Di Mauro nella gestione dell'organizzazione che aveva pilotato gli appalti. Di Mauro aveva rassegnato le sue dimissioni dalla giunta Schifani il 7 aprile ed era stato poi nominato capogruppo dei popolari autonomisti all'ARS. Vediamo invece ad un maxi sequestro. I finanzieri di Catania hanno sequestrato beni per 1 milione di euro a Orazio Scuto Salvatore, ritenuto di essere esponente di spicco di una frangia del clan Laudani, attiva principalmente nel territorio dell'Interland di Acireale. Scuto, detto Orazio Vittaru, era stato già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo le indagini impartiva ordini del carcere di Caltanissetta ai suoi affilati tramite i pizzini nascosti nelle confezioni di succhi di frutta o in barrette di cioccolato che poi consegnava ai suoi familiari durante le visite. Si dimette in lacrime, ma si dice vittima di un provvedimento ingiusto e lancia accuse alla macchina regionale il manager dell'ASP di Trapani, Ferdinando Croce. Si chiude così il primo capitolo dello scandalo referti istologici in ritardo. Manlio Viola.
Ferdinando Croce, il manager dell'ASP di Trapani, sospeso da settimane dopo lo scandalo dei referti istologici in ritardo, si è dimesso. Ha formalizzato la sua scelta con una PEC quando ormai la procedura della sua decadenza era diventata irreversibile, visto che la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria si era espressa positivamente sull'istanza di rimozione dall'incarico. Croce lo ha comunicato in lacrime alla Commissione Salute all'Ars riunita per ascoltarlo, ma nel farlo si è preso circa un'ora e mezza per spiegare come sia stato possibile che circa 3.300 referti istologici siano arrivati con ritardi anche di 8 mesi. Ha presentato documenti con i quali dimostrerebbe di aver avvertito già lo scorso anno l'assessorato regionale alla salute della situazione di difficoltà dell'ASP e di aver chiesto aiuto alle altre ASP siciliane per uscire dall'impasse, ma sarebbe stato ignorato. Per il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che su questo tema era intervenuto molte volte, le dimissioni sono comunque un atto dovuto, ma non c'è da gioire. Si chiude soltanto il primo capitolo di questa vicenda di cui le vere vittime sono i pazienti. Per l'opposizione, dai 5 Stelle a Ismaele Lavardera, invece, dopo le dimissioni di Croce è ora di cercare gli altri responsabili. Il manager sarebbe stato sacrificato come capro espiatorio, ma bisogna accertare le responsabilità dell'assessorato regionale alla salute. Colpisce con un pugno un infermiere che lo stava aiutando a rialzarsi. Succede nell'ospedale di Sciacca, denunciato un 54enne, Orazio Longo. Cade dalla barella, ma anziché ringraziare l'infermiere che lo aiuta a rialzarsi, lo prende a pugni. Succede al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento. L'operatore ha denunciato l'aggressione alle forze dell'ordine, spiegando che il paziente sarebbe andato in escandescenza dopo essere scivolato dalla portantina, colpendolo senza motivo al volto con un pugno. Ho denunciato tutto perché non se ne può più di lavorare in queste condizioni, ha detto l'operatore sanitario, che, soccorso prima dagli addetti al servizio di vigilanza e poi dai suoi stessi colleghi, ha riportato una tumefazione alla bocca guaribile in alcuni giorni. Informati di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l'aggressore, un 54enne del luogo. Ma si tratta dell'ennesimo episodio di violenza negli ospedali contro medici e paramedici che in Sicilia, solo per ricordare gli ultimi, l'aggressione avvenuta al civico di Palermo pochi giorni fa nei confronti di un medico o quella a un'infermiera all'ospedale Garibaldi di Catania lo scorso aprile, non fanno che aumentare la lunga casistica di una condizione da più parti ritenuta non più tollerabile. Gli ordini degli infermieri e dei medici hanno chiesto interventi urgenti per la sicurezza, parlando di una priorità reale e condivisa che deve essere oggetto di impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Un problema, a onor del vero, non solo siciliano, visti i casi simili avvenuti anche recentemente in altre parti d'Italia, l'ultimo poche ore fa nel Veronese con un infermiere aggredito da un 45enne, che però pone ancora di più in risalto la portata di un'emergenza che da troppo tempo attende una soluzione. Adolescenti da proteggere, l'Associazione Avvocati per i minori e le famiglie liberi di scegliere a braccetto per salvaguardarli in contesti difficili o mafiosi. Il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Di Bella, dice l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di intervenire per tutelarli. Tonino De Mana. Liberi di scegliere e soprattutto di essere protetti, perché i minori in ogni ambito vanno tutelati. Se ne è parlato a Catania in un convegno organizzato dall'AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, alla presenza di professionisti in ambito giudiziario e sanitario, con l'ASP di Catania, rappresentato dal direttore La Gangasenzio, a fare la sua parte. Enti a protezione di una genitorialità responsabile, specie in contesti difficili o addirittura mafiosi. Da anni abbiamo avviato questo orientamento giurisprudenziale che è il progetto Liberi di scegliere. Noi vogliamo tutelare i bambini e gli adolescenti che hanno la sfortuna di nascere e crescere in famiglia o in contesti mafiosi. Se un genitore educa un bambino per farlo diventare un boss mafioso e quindi esporlo a quello che è un destino di sofferenza, di carcerazione e talvolta di morte, non è un buon genitore. Allora in questi casi l'autorità giudiziaria che si occupa di minori ha l'obbligo di intervenire. Ma quali sono gli strumenti per tutelare il minore? Si tratta di un lavoro di rete in sinergia svolto da tutti loro per garantire una tutela al minore, e in particolare l'EMI, che è l'equipe multidisciplinare integrata, che è una realtà ormai a Catania, i servizi sociali, il consultorio e ancora la neuropsichiatria infantile. Con questo progetto ho dato la possibilità a tante famiglie in contesti mafiosi di poter scegliere, e soprattutto ai loro figli,
con anche comunque i genitori, di poter cambiare la loro vita. Minori speciali che meritano un trattamento speciale. Certamente i minori speciali hanno bisogno di un'attenzione particolare, ma soprattutto concreta, attenta, reale. L'incontro dibattito è stato patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo che diventa definitiva per Antonio De Pace, l'infermiere che nel 2020 a Furcisicolo uccise la fidanzata Lorena 40, rigettata la richiesta di attenuanti per stress da Covid. Francesco Triolo. Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, l'infermiere che il 31 marzo 2020 ha ucciso la fidanzata Lorena 40 strangolandola nell'abitazione in cui vivevano a Furcisicolo in provincia di Messina. I supremi giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso 28 novembre nel processo di appello bis, un verdetto arrivato dopo che la Cassazione lo scorso anno aveva annullato con rinvio la prima sentenza di ergastolo riconoscendo le attenuanti generiche perché il femminicidio era avvenuto nella prima fase della pandemia, il che avrebbe potuto incidere sullo stato di stress dell'infermiere. Ipotesi valutata ma ritenuta inammissibile lo scorso novembre dai giudici di Reggio Calabria e ribadita anche dalla decisione dei giudici della Suprema Corte che hanno confermato la condanna all'ergastolo per De Pace. Finalmente si chiude questa tragica vicenda giudiziaria, ha detto il padre di Lorena 40, mentre la sorella Danila ha pubblicato una foto di loro due con la scritta "Ti amo", soddisfazione anche dal legale della famiglia Giuseppe Barba. Lorena, ha aggiunto l'avvocato, non può tornare più, ma avere un giudizio certo, definitivo, non soltanto sulla responsabilità penale ma anche sulla sanzione che noi ritenevamo doveva essere l'unica da applicare, che era l'ergastolo per loro e anche un momento di pace. Trasportati a Termini Imerese i primi pezzi del Bayesian recuperati dai fondali di Porticello dopo la morte del sub, le operazioni continueranno con l'uso di un sommergibile teleguidato. Manlio Viola. Nessuno vuole più immergersi nelle acque di Porticello. La maledizione del Bayesian colpisce ancora e questa volta riguarda i sommozzatori, tutti, di tutte le nazionalità. Dopo la tragedia che ha portato alla morte del sub olandese, l'ottava vittima di questa vicenda, che stava tagliando i supporti del Boma per liberare il relitto dall'albero, si è deciso di procedere abbattendo i rischi al massimo. Al termine di una riunione operativa fra la società incaricata del recupero, la Guardia Costiera e informalmente anche la Procura di Termini Imerese, si è deciso di procedere solo con operazioni da remoto. Insomma, l'attrezzatura viene immersa per raggiungere il relitto e poi teleguidata a distanza. La conseguenza è il rallentamento delle operazioni del recupero, ma tutto avviene con maggiore sicurezza. Intanto sono stati recuperati il Boma, l'ancora e la vela e sono stati trasportati a Termini Imerese, dove saranno eseguiti una serie di accertamenti. La Ebolift 10, una delle due imbarcazioni specializzate nel recupero che sta operando in zona, dunque si sposta al porto di Termini per sbarcare quanto recuperato e imbarcare altre attrezzature per il lavoro da remoto. Il recupero effettuato negli ultimi giorni è stato fatto con un piccolo sommergibile guidato a distanza. Messi in sicurezza anche i serbatoi e gli sfiati del relitto. Il prossimo passaggio sarà la posa dei cavi d'acciaio per imbracare lo scafo, operazione che comincerà al ritorno della Ebolift 10 a Porticello e che richiederà almeno una decina di giorni. Un deserto chiamato aeroporto di Comiso, solo 2 voli a settimana, se ne prevedono 9 in tutto per la stagione invernale, costato 47 milioni, non decolla l'infrastruttura. Veronica Barbarino. Un deserto chiamato aeroporto di Comiso verrebbe da definirlo. In attivo ad oggi ci sono solo 2 voli settimanali, anche se da giugno si arriverà a 9 voli totali per coprire la stagione estiva. Con un video sui social il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, denuncia la desolazione all'interno dello scalo. Un parcheggio che un tempo era pieno, strapieno di autovetture, completamente vuoto. Non c'è anima viva. Guardate. Ci sono 100 dipendenti in servizio per un aeroporto senza voli, ma la neopresidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nel Consiglio di SAC, Maria Rita Schemmari, dice che l'aeroporto non può chiudere né può essere ridimensionato nell'organico. I dipendenti, nonostante la mancata attività giornaliera dell'aeroscalo, devono essere presenti.
E dire che i fondi stanziati sono tanti, un bando da 24 milioni per la continuità territoriale su Roma e Milano, 9 milioni per incentivare le rotte internazionali, più premialità se si vola nella stagione estiva, 3 milioni dal libero consorzio comunale di Ragusa e infine 47 milioni per la sezione voli cargo. Intanto il bar, per citare solo uno dei paradossi, apre per un'ora il martedì e il sabato. I poliziotti distaccati nello scalo arrivano solo per i 2 atterraggi settimanali. A Catania un parcheggiatore abusivo è stato arrestato per tentata estorsione, ha minacciato 2 ragazzi da cui pretendeva 5 euro per la sosta. Vi vengo a cercare e ho preso il numero di targa, diceva il tutto, immortalato da un telefono cellulare. Vi mostriamo le immagini nel servizio di Simona Mazzone. Parcheggiare in centro storico la sera e trovarsi davanti il parcheggiatore abusivo non è certo una novità in una città come Catania, ma quando si viene minacciati violentemente non è facile affrontare la situazione. È la disavventura capitata a 2 ragazzi di origine indiana, immortalata da un telefono cellulare, come mostrano queste immagini, che trovando parcheggio nella centrale piazza Spirito Santo sono stati fermati da un uomo che pretendeva con fare intimidatorio 5 euro per la sosta. I 2 non hanno ceduto e si sono allontanati rapidamente dal posto per trascorrere la serata in un ristorante della zona. Al loro ritorno il parcheggiatore abusivo ha continuato a pretendere il denaro, minacciando i giovani, collaborato da un 35enne di origine marocchina. Qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa. Parole accompagnate da schiaffi al volto e alla nuca, seppur lievi ma esaustivi al fine di rendere più efficace la minaccia. L'uomo ha continuato a mostrare una certa spavalderia, rivolgendosi a loro dicendo che non avrebbero potuto fargli nulla, fino all'arrivo degli agenti delle volanti, davanti a cui entrambi i malviventi si sono dati alla fuga. Tuttavia il 35enne dopo alcuni metri è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno fermato e arrestato e condotto in carcere per tentata estorsione aggravata. Alle spalle ha numerosi precedenti penali per reati di varia natura, tra cui spaccio, rapina, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale. Restiamo a Catania, le periferie abbandonate, invase da topi a Librino. Cittadini e commercianti esasperati chiedono aiuto. Tonino De Mana. Librino vedo che c'è la Porta della Bellezza, è una struttura molto bella, dà il suo fascino, però dopo la Porta della Bellezza a 100 metri la Porta della Schifezza. Montagne di spazzatura e conseguente invasione di topi. È un coro unanime quello che si leva da Librino attanaiata da una doppia emergenza. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata, colpa la maggior parte dei casi degli stessi abitanti che si ostinano ad ignorare le regole, gettando la spazzatura dove capita e a qualsiasi orario. Anche noi stessi dobbiamo curare dove abitiamo. Catania è di tutti noi, rispettiamo questa città. Il risultato è quello che vedete, con cumuli di immondizia ovunque e con topi ovunque, e poco importa se nelle vicinanze ci sono scuole, ospedali, il San Marco in questo caso, palazzi, condomini e mercati rionali. Mondizia, ti giri le spalle, guardi e vedi tutta mondizia. Lei è una bancarella qui, quanto è difficile lavorare in queste condizioni? Ma molto difficile, perché le persone non vengono, perché già si sentono schifate. Non ci sono parole veramente, è uno schifo veramente, guardi, proprio in questo momento ne è appena passato uno. Cioè, non lo so, io... E dalle dimensioni non sembrava un topo ma un gatto? No, è un coniglio. Siamo invasi dai topi, ora arriva l'estate, c'è tanta puzza, ci sono dei mercatini, dei commercianti, come si deve fare? Signor Sindaco, una volta c'erano i cassonetti, ora non ci sono più. Da 38 anni vedo sempre degrado, sporcizia, spazzatura ovunque, topi giganti ovunque. Nelle periferie l'auspicato cambio di passo non arriva e vanifica ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Intanto topi e colombe banchettano sui resti di cibo, variegati e abbondanti. Menù di oggi, peperonata. Avviata la pulizia degli archi della Marina, l'assessore all'ecologia di Catania Pesce dice stiamo lavorando su più fronti. Sentiamo ancora Tonino De Mana. In attesa di metterli in sicurezza, il riferimento è ai blocchi di pietra che si staccano dalla parete, è stata avviata la pulizia degli archi della Marina, luogo simbolo di Catania e porta per chi arriva dal mare. Queste le immagini mostrate al TG di ieri e questo il video girato questa mattina e che ritrae l'attuale stato di via Dusmet con le erbacce finalmente rimosse e con uno stato decisamente più decoroso. Squadre al lavoro per rimuovere rifiuti e vegetazione incolta, a seguire le operazioni in prima persona l'assessore comunale all'ecologia Pesce
cresce. Abbiamo quasi completato, domani dovremmo ultimare, adesso siamo qui sotto gli archi della Marina dove è competenza appunto di RFI che si sta adoperando appunto per ripulire gli archi. L'operazione pulizia è importante perché è il primo impatto che hanno i turisti con la città. Non vi è dubbio, infatti questa operazione è stata già replicata in altre zone della città, penso al centro storico. Avviato un preciso cronoprogramma. Partiremo su San Leone, abbiamo fatto diversi interventi nel centro della città, a Lungomare, Corso delle Province, Viale Libertà, man mano purtroppo la stagione non è stata favorevole, nel senso che la tanta pioggia dell'inverno ha causato una crescita importante di queste erbacce e quindi noi stiamo con grande attenzione cercando di ripulire tutta la città. Bonifica effettuata nel centro storico, a Faro Biscari e a San Giuseppe l'Arena. Ultima tappa, il cimitero di Catania. Una breve pausa e poi ci occuperemo dei dipinti di speranza dei detenuti nel carcere di Trapani. Inaugurata a Trapani una mostra per uno sguardo inedito sul mondo carcerario e sull'umanità in contesti difficili. 20 dipinti realizzati dai detenuti del carcere. Pietro Cerulli. Laura Spanò. Si chiama Dipinti di Speranza ed è stata inaugurata presso la Sala Laurentina di Trapani. Si tratta di un'iniziativa artistica realizzata dai detenuti della casa circondariale Pietro Cerulli. La mostra rappresenta il momento conclusivo del percorso creativo Copie d'arte famose, un laboratorio promosso all'interno dell'istituto penitenziario grazie al contributo di un artista e di un diacono della diocesi, con l'obiettivo di offrire ai partecipanti un'opportunità di crescita personale, espressione emotiva e riflessione. Si tratta di oltre 20 tele realizzate da 10 fratelli della casa circondariale di Trapani. Un frutto che ha sorpreso per la verità i partecipanti, soprattutto ha sorpreso le autorità, tutte le autorità che sono intervenute, che questa giustizia riparativa possa trovare anche le vie dell'arte per camminare e inserirsi sempre di più nel nostro tessuto sociale ed ecclesiale. Le opere realizzate saranno successivamente esposte anche al Palazzo del Governo in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica nell'ambito del programma Insieme Verso, che raccoglie eventi e iniziative volte a promuovere coesione, inclusione e partecipazione civica. Ci può essere un altrove rispetto a un luogo di detenzione e credo che questo sia il messaggio più forte che arriva con l'anima che le persone hanno messo nei loro dipinti. I sindaci dei comuni agrigentini di Sambuca di Sicilia, Menfie e Sciacca hanno partecipato a un'audizione davanti alla Commissione parlamentare attività produttive dell'Ars e hanno chiesto interventi urgenti per risolvere la grave carenza di acqua nel lago Arancio, invaso fondamentale per le coltivazioni dei produttori agricoli di un vasto comprensorio. Assieme ai rappresentanti delle organizzazioni professionali hanno chiesto all'organismo parlamentare di intervenire al governo regionale per richiedere la sospensione dei ruoli di pagamento dell'acqua e della bonifica. E ora ci fermiamo, una breve pausa, poi parleremo delle sanzioni amministrative che sono state inflitte al Trapani Calcio. Per irregolarità amministrative sanzionate di 4 punti di penalizzazione Trapani Calcio e Trapani Shark. Stasera intanto la squadra di basket è impegnata a Reggio Emilia nella gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Franco Cammarasana. Sanzionate di 4 punti di penalizzazione da scontare la prossima stagione il Trapani Calcio e la Trapani Shark a seguito di irregolarità amministrative accertate dagli organi inquirenti di Federcalcio e Federbasket. Si tratta dei versamenti di INPS e IRPEF operati ad aprile dalla Sport Invest, società che gestisce le 2 squadre del presidente Valerio Antonini. Versamenti effettuati attraverso la cessione di crediti di imposta per circa 700.000 euro da parte del gruppo Alfieri di Milano, operazione rivelatasi una truffa e per la quale la società trapanese ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza.
Intanto stasera la Trapani Shark giocherà la gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro, stavolta in casa di Reggio Emilia, battuta entrambe le volte nei 2 precedenti incontri. Dovesse vincere anche stasera si qualificherebbe per le semifinali. È tutto per questa edizione, vi ricordo la prossima alle 14, adesso la rassegna stampa, oggi curata da Marco Carli, grazie per l'ascolto e buona giornata.